Questo programma è offerto da La Vera Pizza, quella morbida, soffice, con il sapore inconfondibile. La riescono a fare solo in pochi. E Napoli è la sua patria. I migliori pizzaioli li trovi qui nella città di Partenope. La maggior parte di essi hanno ereditato l'antico mestiere del pizzaiolo dai propri avi. Ma oggi anche tu puoi diventare un vero pizzaiolo. Anche tu puoi cimentarti alla vera arte della pizza verace. Come? Seguendo i corsi di formazione per l'apprendimento e perfezionamento dell'arte del pizzaiolo, organizzato da Accademia da Michele, in collaborazione con Chef Form. Il corso è composto da 100 ore e si tiene in tutte le migliori pizzerie d'Italia. Per informazioni, l'antica pizzeria da Michele in the World, via Foria 25, Napoli. Telefono 081 29 1371. A 600 metri sul livello del mare, sui Monti Lattari, nasce Fior d'Agerola, il fior di latte tipico della tradizione gastronomica campana. Il fior d'Agerola è prodotto secondo una lavorazione tradizionale, ma risponde precisamente alle esigenze del mercato, grazie all'impiego di impianti moderni. Il latte, da cui deriva Fior d'Agerola, proviene da una distanza massima di 150 km e mai più di 24 ore dalla mungitura, il che consente la conservazione della materia prima senza aggiunta di conservanti. La sua lavorazione è di tipo lento e richiede circa 16 ore, tempo che va dalla cagliatura alla filatura. Fior d'Agerola lo trovi principalmente sulle pizze più titolate al mondo e viene prodotto ad Agero, in via Santa Maria 43. Telefono 081 879 13 39. A Napoli, dove aleggiano profumi e odori che ti inebriano la mente e ti fanno sognare, dalle strade così variegate alle calde cucine partenopee, non può mancare il pomodoro. Pochi minuti e si crea un mélange di sapori ad alto livello di golosità. Il pomodoro, un elemento necessario della cucina italiana, un vero e proprio simbolo partenopeo che si è innamorato dopo poco tempo del cibo più famoso del mondo, la pizza. Le pizzerie di Napoli e quelle più titolate al mondo scelgono da ormai più di 40 anni i pomodori pelati Solea, garanzia di qualità. Fast and Food, il nostro viaggio nell'arte culinaria campana. Un solo obiettivo, promuovere i migliori locali del nostro territorio. Storia dei luoghi e le specialità del posto, valuteremo tutto dalla location fino al conto e alla fine daremo un giudizio. Anche la pizza di Davide, anche per te. Oh my god! Wine benzina, ovviamente. Gireremo in lungo e in largo e vi daremo ottimi spunti su dove passare le vostre serate o gli appuntamenti di lavoro. Davvero magnifica, non è facile trovare una buona margherita, la trovo veramente fantastica. Ogni volta con noi ci sarà un ospite diverso che ci accompagnerà in questo viaggio e ci delizierà con la sua conoscenza. Fast and Food. Pronti a partire? Siamo a Napoli e come sempre accade durante il nostro viaggio nell'arte culinaria campana che oggi Raffaella ed Alessandro visiteranno un locale tipico campano. Scopriamo dove è diretta oggi la nostra coppia di assaggiatori. Oggi siamo nella zona Flegrea, a 2 passi dallo stadio San Paolo e si vede. Dove mi porti oggi, Ale? Oggi ti porto a mangiare fuori, Raffi, e ti porto a mangiare da Ciro Pellone alla Loggetta.
La storia della famiglia Pellone è una di quelle storie che piacerebbe raccontare a tutti quanti. Come in tutte le pizzerie storiche napoletane è una storia di famiglia, una dynasty, no, Pellone, Pellone, casa madre a Via Nazionale. I fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, entrambi hanno vestito la maglia del Napoli, entrambi difensori, entrambi con vocazione da capitano. Uno è stato capitano del Napoli, l'altro è stato capitano della nazionale di calcio, quella che vinse il mondiale del 2006. E mentre la famiglia Cannavaro può vantare un'eccellenza in campo calcistico, c'è la famiglia Pellone che vanta un'eccellenza in campo gastronomico. Nel 1984 uno dei discendenti, Ciro Pellone, Don Ciro, decise di intraprendere la sua strada e trasferirsi quindi nel quartiere della Loggetta dove aprì questa piccola pizzeria, prima come asporto, poi successivamente con l'aiuto dei figli, Antonio e Marco, la moglie e la sorella, hanno creato anche la pizzeria con sala nella quale lavorano tutti. Una splendida storia familiare, una piccola pizzeria di quartiere che solo con l'aiuto dei membri della famiglia è diventata famosa a livello cittadino. Oggi da tutte le parti di Napoli vengono le persone qui per gustare le pizze dei fratelli Pellone. Qui che meraviglia! Ale. Fantastico Diego, veramente. Bene, adesso mi è venuta fame. Siamo prontissimi. Ok, andiamo a prendere il nostro ospite di oggi che è una persona davvero esperta della storia e cultura di Napoli, Davide Brandi. Andiamo! Come vedi qui si respira proprio la passione per il calcio Napoli, infatti quel murales è bellissimo. Assolutamente sì, siamo nel quartiere di Fuorigrotta, il rione della Loggetta, quel murales di Diego è veramente fantastico. Che splendidi ricordi, Raffi? Eh beh sì, molti, perché io vengo spesso qui per riassaporare i ricordi di un tempo felice. Bellissimo posto, dai! Adesso andiamo a prendere il nostro ospite che oggi ti divertirà e ti affascinerà. È una Di che si persona, lui si occupa per passione di cultura napoletana. Eccolo qui, Davide. Buongiorno, buongiorno, ciao Davide, Ciao, Davide. benvenuto. Grazie. Davide, sei pronto a mangiare una pizza con noi? Come si fa a dire no ad una pizza? Siamo quasi arrivati, Sì. Eccoci qui, pizzeria Ciro Pellone, Dal 1984. 84. Come Diego. Assolutamente, è vero, hai ragione. Davide, che dici? È bello perché 1984, quindi 35 anni. A me questa scritta mi ha quasi quasi fatto venire fame. Vogliamo andare a mangiare? Sì. Pronti? Decisamente. Raffaella, Buongiorno, oh che bello, che galante. buongiorno. I galantuomini esistono ancora. Buongiorno. Tutto bene? Bene? Salve, buongiorno. Tutto bene? Come stai? Tutto bene, Ciro, buongiorno.
Stile Vietri, giusto? Assolutamente sì, Raffi, la peculiarità di questa pizzeria è proprio il colore, questa mescolanza di colori che è veramente fantastico e danno colore anche alla zona. Davide, guarda un po' anche i menù. Sì, stavo guardando i menù, effettivamente vabbè, c'è la tradizione, quindi quando si parla di margherita, provola, bufalina, insomma giochiamo in casa, ecco. Ci sono anche le pizze speciali, c'è la stagionalità, c'è il territorio, qui si fa molta ricerca, si fa ricerca dei prodotti. Raffi, tu cosa pensi di prendere? Ma io vorrei andare sulla margherita perché vorrei tenermi sul classico, però vorrei dare un'occhiata un pochino più approfondita al menù perché può essere anche che trovo qualcosa che mi intriga particolarmente. Davide, dai anche tu un'occhiata alle fritture. Sì, ecco, le fritture, passo dolente, nel senso che ottima cosa. Assolutamente sì, io qui vado sempre sul sicuro, ogni volta che vengo qui prendo la dama triciana, che è una pizza che poi dopo vi farò assaggiare. Eccoci, ma vi faccio preparare. Allora, per cominciare un po' della vostra frittura. Raffi, tu che pizza hai scelto? Allora, io sono indecisa tra i 4 pomodori, il ricotta e pistacchi. Che mi suggerisci? Guarda, la 4 pomodori è una pizza molto particolare perché indica ci sono 4 tipi di pomodori diversi, quindi specialità diverse del nostro territorio. Abbiamo una San Marzano, abbiamo un pomodoro giallo del Vesuvio, c'è il pomodama fatto delle colline, insomma, di Agerola e via dicendo, e poi c'è il pomodoro datterino classico che si trova, insomma, su tutte le pizze. Ok, mi hai convinta, allora 4 pomodori. Davide? Io sono tradizionalista sul cibo, quindi per me la verace. Perfetta, la verace è perfetta. Per me tu lo sai già, qual è la pizza che prendo? La classica dama triciana. La dama triciana. Pomodama. Perfetto, grazie. Eccoci qui sul banco della pizzeria di Ciro Pellone con il pizzaiolo, il protagonista di questa puntata, Antonio Pellone. Ciao Antonio. Antonio, al pari del fratello Marco, ragazzi fantastici, a cui io voglio un gran bene. Antonio, allora, da quanto tempo lavori qui? In pratica da sempre, siamo nati nella farina, si vuol dire, perché dal nonno, da papà, quindi siamo nati e cresciuti con questo mestiere. Con quest'arte. Antonio si occupa in particolar modo proprio della pizzeria, lui è il pizzaiolo titolare della famiglia Pellone. Antonio, che tipi di pizza preparate qui? Allora, noi siamo più sul tradizionale, siamo sicuramente sull'impasto tradizionale napoletano, che vuol dire, insomma, continuare quella che, diciamo, la scuola, la tradizione della famiglia Pellone, della famiglia, in pratica. Esatto. Ed eccoci qua, siamo qui nei laboratori della pizzeria Pellone con il protagonista Marco Pellone. Buongiorno a tutti. Grandissimo amico mio, grandissimo pizzaiolo, persona fantastica. Allora Marco, da quanto tempo fai questo lavoro? Diciamo da sempre, essendo papà impegnato dall'84, da quando sono nato qui, è stato facile inserirsi in questa attività. Insomma, da piccolino venivo a stendere i panetti, a preparare. Quindi tu hai sempre dato una mano a tuo padre? Sì, facevamo scuola e poi dopo la scuola venivamo qui. Quindi a scuola andavi male? A scuola andavo a piedi andavi a scuola? A scuola andavo a piedi, però il pomeriggio, insomma, si veniva a dare una mano qui, essendo un locale familiare. Io l'ho sempre considerato un genio, se non altro perché ti è venuta l'idea di portare il napoletano tra i napoletani. Non è una cosa da tutti, perché tu organizzi corsi gratuiti di lingua napoletana, ci sono molti che invece la storpiano quotidianamente. Come ti è venuta questa idea?
è venuta semplicemente navigando su internet, basta andare sui social network per vedere come viene storpiata la lingua napoletana, perché è cambiata la comunicazione, non è più una lingua quindi soltanto fonetica parlata, ma ovviamente cambiando la comunicazione i ragazzi tendono a scriverlo, quindi si è passato molto di più alla forma scritta. Ovviamente i ragazzi, non avendo avuto scuola di lingua napoletana, lo scrivono così come viene, in modo chiaramente errato. Allora ho detto è il momento di intervenire, provare a fare qualcosa e a difendere la nostra ortografia, per questo tengo questi corsi di lingua napoletana un po' ovunque. Quando è che poi tu e tuo fratello avete cominciato a lavorare proprio tutta la giornata qui a dare una mano veramente? Dopo la scuola, dopo il diploma abbiamo deciso, insomma, io ho deciso di non proseguire l'università e gli studi e ci siamo impegnati tutta la giornata nella nostra attività, ci siamo dedicati tutto il tempo alla pizzeria. Fantastico, perché con questo lavoro, con questa attività stanno dando anche lustro praticamente a questa zona. Come senti tu il tuo rapporto con la zona di Fuorigrotta, con la Logetta? Ma è un rapporto viscerale, perché noi siamo vicini allo stadio, quindi c'è questa vicinanza al calore del tifo del Napoli e abbiamo cercato di dare lustro al territorio, essendo una zona un po' difficile. Cosa divertentissima che hai ideato tu, che praticamente mette a confronto le parole napoletane con i modi di dire poi che sono entrati nel quotidiano inglesi. Per esempio il food contro on magnan, ad esempio fast food diventa frin magnan, hot dog, salsiccia e friarill, cioè tutto i modi di mangiare, ciò che per esempio a fraselle cracco diventa a pizza. Eccoci qua, guarda, ce ne sono tantissimi. Il goe quan, che è un tipico cibo vietnamita, noi naturalmente lo battiamo con a mozzarella. Come ti è venuta questa cosa e soprattutto tu ti metti lì ogni giorno, studi questi piatti e li metti a paragone con la nostra tradizione? Sì, questa è una di quelle campagne che ho lanciato, Food versus Magnan, quindi food contro un Magnan, in cui vogliamo riproporre i nostri prodotti locali, chilometro zero. Qui nella pizzeria da Ciro siamo proprio nel posto giusto e c'è questa invasione adesso della tradizione del cibo estero, quindi per carità non voglio mettere in discussione le altre tipologie di mangiare, però voglio difendere la nostra tradizione. Io sul cibo sono un fondamentalista, perché vengo da una nonna che mi cucinava i classici piatti tipo la braciola con le copiche e tutte queste cose buonissime. Voglio ricordare che a Napoli abbiamo una tradizione culinaria che è millenaria, possiamo dire, e che va preservata. E a proposito di tradizioni estere, inglesismi e così via, non parliamo soltanto di cibo, ma ad esempio Baghe Press, Fernuta Sazzonel, Game Over, quindi è un modo per tradurre anche coming soon, diventa portatene poche pazienza. Io li sto leggendo in diretta con voi, il coffee break diventa pigliamoci un caffè, quindi anche questo modo di parlare. E la cosa bella è che ai tuoi corsi di lingua napoletana è venuto anche il console degli Stati Uniti d'America, è vero questo? Ora sì, è venuto il console degli Stati Uniti d'America, ma non solo lei, il console generale della Repubblica d'Ucraina, il console generale della Repubblica di Tunisia, rappresentanti di tanti consolati, abbiamo rapporti con il consolato spagnolo, ma soprattutto i corsi di lingua napoletana sono rivolti ai napoletani principalmente. Il nostro locale è molto colorato, è pieno di colori e niente, cerchiamo di dare luce al quartiere, alla zona. Sì, questa è la Napoli che ci piace, questa è la Napoli operativa, quella lì che lavora. Questi ragazzi sono veramente fantastici. Adesso allora andiamo a mangiare le splendide pizze che ci preparano Marco e Antonio Pelloni. Buon appetito. Grazie Marco. Buon appetito.
Eccoci qui signori, pasto di fritture che abbiamo preparato per voi, abbiamo artisti di montana classiche, il panzarotto, il croquet, la frittatina di pasta e l'arancino. Una cosa leggera, insomma. Una cosa leggerissima, giusto per stuzzicare l'appetito. Marco, tu ci vuoi troppo bene. Buon appetito. Grazie mille. Grazie. Allora, io passo questa montanarina a Raffaella. Grazie. E a Davide, se mi porgi un piatto. Grazie assai. Grazie a te di essere qui. Assaggiamo questa montanarina, vediamo un attimino di che stiamo parlando. Ragazzi, buon appetito. Buon appetito a voi. Buonissima. Leggera. Poi Leggera è quanto asciutta. basta e asciutta, esatto. Questa è una cosa importante. La cosa più difficile da fare per la frittura è proprio lasciare la pasta asciutta e leggera. Fritto particolare, asciutto, pulito, fantastico, veramente nel rispetto della tradizione. Quando vengo qui mi consolo sempre. Davide, asciutto come si dice in napoletano? Sic. Assiccato. Che non c'entra con se fa sic malumore. No, ovviamente quello è un proverbio. Di solito viene accostato ai napoletani, un napoletano si fa sic ma non muore, nel senso che viene esaltato questo suo modo di arrangiarsi comunque in qualsiasi situazione, venirne fuori sempre in modo, come dire, vincente. Allora, la frittura di Ciro Pellone qui alla Loggetta è veramente una cosa unica, perché non è zavata, come si dice a Napoli, ma veramente asciutta, buona, e soprattutto vi raccomando un croquet, che è qualcosa di sublime. Col vostro permesso io passo all'assaggio. Ecco, il croquet o panzarotto? O panzarotto. Sì. Allora Davide, si chiama croquet o si chiama panzarotto? Dici la verità. Un croquet viene dal francese, però a Napoli diciamo panzarotto, è più bello, sembra che ti sazi di più o panzarotto rispetto al croquet. O panzarotto, già il nome, giustamente ti dà l'idea di pienezza, esatto. Ragazzi, questo croquet è leggero, ma poi è croccante, non ci vuole il nome, croquet è croccante veramente, è buono. È buono, la patata mi piace moltissimo. Assaggio anch'io. Assaggio anche tu il croquet, te lo consiglio. Dopo passerà anche a Davide, ragazzi, ma è buono. Io adoro questa trasmissione perché mi dà l'opportunità di fare quello che mi piace, mangiare. In genere si tende a evitare la frittura per una questione di linea, ma questa frittura era davvero leggera, asciutta, non era oleosa ed era molto saporita. Complimenti. Molto buono, pure il croquet, vero? Sì, c'è una bella crosta. Ma poi è una di quelle fritture leggere che veramente non... Come si può spiegare in italiano che non si inchiomma? Perché giustamente adesso bisogna tradurlo al contrario. Ci sono alcuni termini che hanno più senso in napoletano, quando devi tradurre in italiano perdono forza, come ad esempio un sivat, che dovrebbe rappresentare unto, no? Però non ha lo stesso effetto. Esattamente, l'insalato è uno di quei termini belli della lingua napoletana, sì, perché se lo traduci in italiano come dici tu unto, ti fa pensare a tante altre cose. Ma non dà assolutamente bene il senso, il salato è più bello, ti riempie la bocca, cioè già stai... Questa credo sia una peculiarità, no, della lingua napoletana, questo fatto di aggiungere termini, cioè con i termini dare il senso delle cose praticamente. Certo, come no. Allora, 4 pomodori a Raffaella, la pizza verace, adesso arriva la pizza. Arriva pure a me, grazie. Ed ecco la tua dama artigiana. Grazie, Senti il profumo di dama? Un profumo di dama proprio. Sì, assolutamente. Buon appetito. Fantastico, grazie. Sembra veramente un quadro, sia la pizza tua ma anche la pizza di Davide. Che pensi? Guarda, emana un profumo questa prova, ti agevola
che è qualcosa di meraviglioso. Poi questo si sente anche il profumo del basilico alla semicola, sì, è meraviglioso. Pizza verace invece è qualcosa veramente dei profumi e dei sapori unici, si sente la nostra terra in tutto questo, soprattutto in quei pomodori tagliati a pacchetelle di San Marzano, quindi cosa vogliamo di più da questo? Subentrano i cartelli. Questa puntata mi piace perché c'è venuto incontro Davide con i suoi cartelli, quindi questa pizza merita veramente one and here. Raffaella, tu che dici? Io ti rispondo con Birden va bene. Perché questo è il modo giusto per vivere. Diversi, perché ognuno ha il suo sapore, c'è la dolcezza del pomodorino giallo del Vesuvio, c'è l'intensità dell'altro pomodoro rosso e anche l'acidità del terzo tipo di pomodoro, quindi è bella perché è equilibrata nei sapori. 4 pomodori diversi per 4 gusti diversi, sapori diversi, messi tutti insieme in una pizza molto equilibrata nel sapore, molto leggera, anche leggero l'impasto, complimenti. Tutto benissimo. Perfetto, davvero una pizza leggera, complimenti, buonissima. Di altro? Guarda, io faccio parlare Raffaella, la quale non parla più, parla soltanto per le cartoline di Davide. Pigliamoci un caffè. Arriva subito. Grazie. Qua con il caffè. Cazzurelle caffè. Cazzurelle caffè ci vuole. Grazie. Alessandro, a te sempre per A me ultimo. sempre per ultimo, lo sai, tu mi vuoi bene, quindi grazie mille. Il caffè non può mancare alla fine di ogni pasto napoletano che si rispetti, vero? Io poi mi prendo in giro da solo perché prendo il caffè amaro senza zucchero, perché sto a dieta. Io invece continuo a vedermene bene e metto lo zucchero nel caffè. Ma io direi anche quest'altra cosa su Raffaella. Nel senso che è molto fortunata. E certo, lavorare con te vuoi mettere? Grazie, Madonna, mi commuove. E il conto lo aspettano da per prima me, capito? Grazie Marco, sei gentilissimo, ragazzi. Io estrapolo questo conto per voi a 36,50 €, ragazzi, quindi siamo veramente in tema di spending review, perché in questo posto che splende Abbi pazienza, non parlare questi termini che non si capiscono. Sparagnam, assolutamente diventa Sparagnam, grazie anche al nostro amico Davide, il quale ci ha fatto il piacere di darci tutti questi cartelli e noi gli facciamo il piacere di fargli pagare il conto. Come direbbe il TG, il governo attua la spending review, sparagnam a spignim la correa. Capiamoci. Va bene, quindi tocca a me, mi fa piacere. Il momento di andare, quindi come dicono alla loggetta, let's go e chiame ya. Anzi, io rispondo a questo punto con thank you, grazie assai. Ragazzi, è stato veramente un piacere, è stato un piacere stare con voi. Grazie di tutto. Ciao Antonio. Grazie assai. Grazie assai. E grazie dei fiori. Grazie a te. Grazie. Ciao, Raffaele.
Veramente un piacere aver condiviso questa pizza con Davide. Davide, grazie. Grazie assai a voi, grazie assai a Pellone, e con me, se volete, ci vediamo tutti i martedì alle 18:30 a Palazzo Venezia a Spaccanapoli per la lezione di lingua napoletana. Beh, allora è sempre un piacere incontrare Davide e imparare qualcosa di nuovo sulla nostra splendida cultura partenopea, perché non ne sappiamo mai abbastanza. Grazie Davide. Grazie a voi. Allora come sei stato? Questo locale ha superato la prova del fast and food? Ma ti dico la verità, ho mangiato tanto e ho mangiato veramente benissimo. Perfetto, allora questa sarà la prima di una lunga serie di pizze, paste, tutto ciò che andremo a mangiare in questi giorni. Assolutamente sì, ringraziamo per l'ultima volta la famiglia Perlone per l'ospitalità, vi aspettiamo alla prossima puntata di Fast and Food. Soltanto su Minformo TV. Ciao. Questo programma è stato offerto da La Vera Pizza, quella morbida, soffice, con il sapore inconfondibile. La riescono a fare solo in pochi. E Napoli è la sua patria. I migliori pizzaioli li trovi qui nella città di Partenope. La maggior parte di essi hanno ereditato l'antico mestiere del pizzaiolo dai propri avi. Ma oggi anche tu puoi diventare un vero pizzaiolo. Anche tu puoi cimentarti alla vera arte della pizza verace. Come? Seguendo i corsi di formazione per l'apprendimento e perfezionamento dell'arte del pizzaiolo, organizzato da Accademia da Michele, in collaborazione con Chef Form. Il corso è composto da 100 ore e si tiene in tutte le migliori pizzerie d'Italia. Per informazioni, l'antica pizzeria da Michele in the World, via Foria 25, Napoli. Telefono 081 29 1371. A 600 metri sul livello del mare, Scimonti Lattari, nasce Fior d'Agerola, il fior di latte tipico della tradizione gastronomica campana. Il fior d'Agerola è prodotto secondo una lavorazione tradizionale, ma risponde precisamente alle esigenze del mercato, grazie all'impiego di impianti moderni. Il latte, da cui deriva Fior d'Agerola, proviene da una distanza massima di 150 km e mai più di 24 ore dalla mungitura, il che consente la conservazione della materia prima senza aggiunta di conservanti. La sua lavorazione è di tipo lento e richiede circa 16 ore, tempo che va dalla cagliatura alla filatura. Fior d'Agerola lo trovi principalmente sulle pizze più titolate al mondo e viene prodotto ad Agero, in via Santa Maria 43. Telefono 081 879 13 39. A Napoli, dove aleggiano profumi e odori che ti inebriano la mente e ti fanno sognare. Dalle strade così variegate alle calde cucine partenopee non può mancare il pomodoro. Pochi minuti e si crea un mélange di sapori ad alto livello di golosità. Il pomodoro, un elemento necessario della cucina italiana, un vero e proprio simbolo partenopeo che si è innamorato dopo poco tempo del cibo più famoso del mondo, la pizza. Le pizzerie di Napoli e quelle più titolate al mondo scelgono da ormai più di 40 anni i pomodori pelati Solea, garanzia di qualità.